Cari amici di Valdo TV, in questa serata di lunedì 23 novembre sta per esordire un nuovo programma di natura meteorologica, un programma dal titolo Bel tempo si spera. E questo è appunto il nuovo titolo che andrà a prendere piede proprio nel corso delle prossime serate. È un programma del tutto settimanale che sarà di natura meteorologica. Una situazione che come vediamo anche chiaramente dall'immagine sottostante è appunto ben esordiente, in quanto l'immagine del tramonto scattata appunto nella località di Quero Vasto in provincia di Belluno determina proprio il bel tempo che si spera, come dice un noto proverbio, e quindi questo è sicuramente, lo speriamo, di grande auspicio per questo programma che appunto sta proprio per esordire in questi istanti. Diamo subito il ringraziamento a tutti coloro che sono all'ascolto, anche per tutti coloro che potranno seguirci in differita, comunque anche in diretta. Se ci saranno delle domande, degli interrogativi da porci, noi saremo sicuramente molto lieti di fornirvi delle informazioni anche per quanto riguarda la prossima puntata, quindi sentitevi liberi di interloquire con noi anche attraverso appunto i commenti sottostanti e avremo modo quindi di collaborare insieme e di formare proprio insieme a voi questo programma di natura meteorologica. Ora, detto questo, diamo subito la linea di tendenza per quanto riguarda i prossimi giorni, partendo dalle immagini sinottiche a livello europeo. Prego la regia. Come possiamo ben vedere, la situazione dal punto di vista sinottico è decisamente governata dall'alta pressione in grande scala a livello europeo. Vediamo proprio dei massimi di pressione centrati appena a nord dell'arco alpino, una situazione di alta pressione che favorisce condizioni di stabilità prevalente un po' su tutto il territorio veneto, ma come vediamo questa alta pressione è molto diciamo estesa proprio dall'Atlantico, medio-basso Atlantico verso l'Europa centro-meridionale e determina una situazione di assoluta stabilità atmosferica. Nel dettaglio, per quanto riguarda la giornata di domani, avremo cielo generalmente sereno o poco nuvoloso in tutto il territorio veneto, con la presenza di aria nitida ed ottima visibilità, specie in quota, in particolar modo sui settori dolomitici, la presenza solamente di qualche velatura nel corso del pomeriggio, ma nulla di particolarmente significativo, quindi il soleggiamento risulterà pressoché incontrastato. Per quanto riguarda invece le temperature, saranno in ulteriore leggero calo nelle valli, quindi anche sulla pedemontana e probabilmente sulla pianura interna, dove registreremo delle gelate o delle brinate che potranno addirittura essere localmente più manifeste rispetto ad alcuni settori d'alta quota, proprio perché in quota avremo il fenomeno dell'inversione termica, tant'è che nei monti, giusto per citare qualche esempio, come può essere il Col Visentin e anche il Monte Cesen, potrebbe fare più caldo a livello di temperatura rispetto ad alcune località della Val Belluna, che possono essere ad esempio Feltre o Belluno. Per quanto riguarda invece le temperature massime, osserveremo un generale calo che andrà ad interessare anche i settori montani. Dando anche un accenno per quanto riguarda la ventilazione, sarà proprio più debole, a tratti moderata e variabile nelle valli, prevalentemente dai quadranti nord-occidentali in quota al più moderata, ma in prevalenza anche in questo caso sarà debole, con tendente alla rotazione del flusso dai quadranti sud-orientali nella seconda parte della giornata. Deboli di direzione variabile invece risulteranno i venti nelle zone di pianura e quindi anche lungo la costa. Passando subito alla situazione, prego la regia di dare la situazione sinottica anche per quanto riguarda la giornata di mercoledì. Non cambia molto a livello sinottico la configurazione generale, ancora la nostra Italia, specialmente il centro-nord, sotto il dominio dell'alta pressione. Si intravede però nei pressi della Gran Bretagna un abbassamento del flusso atlantico
che determina appunto un cambiamento almeno in queste aree, e poi l'isolamento, lo vedremo anche dopo, di un minimo di pressione che andrà a collocarsi sul Atlantico centro-meridionale, creando anche una sorta di depressione, ma questo lo vedremo più tardi. Per quanto riguarda invece la situazione di mercoledì, quindi di dopodomani, avremo ancora condizioni prevalentemente stabili, ampiamente soleggiate un po' su tutto il territorio. Anche in questo caso sarà da tenere in considerazione qualche velatura, qualche stratificazione a carattere medio-alto nel corso delle ore pomeridiane e serali in particolar modo, ma il soleggiamento risulterà pressoché incontrastato nella prevalenza del territorio, in un contesto di correnti piuttosto asciutte in quota, e quindi con ventilazione che risulterà però dai quadranti meridionali proprio sui settori montani, debole o più moderata come per quanto riguarda l'entità, mentre nelle valli avremo una direzione variabile con scarsa entità anche sulla pianura, quindi una situazione anche in questo caso di assoluta stabilità con precipitazioni praticamente assenti. Le temperature saranno generalmente stazionarie o comunque, salvo variazioni di carattere locale, ci sarà ancora la presenza di inversione termica notturna e mattutina, quindi in molti casi farà anche piuttosto freddo in pianure e nelle valli durante la notte e il primo mattino, mentre in quota le temperature continueranno a risultare ancora un po' superiori alla media. Le temperature però nel corso della giornata acquistano qualche valore in più anche nei fondovalle, sia grazie al soleggiamento prevalente, ma anche grazie al contributo temporaneo di correnti un po' più uniti in quota, che come abbiamo detto risulteranno dai quadranti meridionali, e quindi ci sarà anche una differenziazione tra i settori più assolati e i settori in ombra. Diamo anche la situazione in tendenza per quanto riguarda la giornata di giovedì, prima di concludere. Giovedì, prego la regia di dare l'ultimo aggiornamento. Giovedì la situazione vede l'isolamento di un minimo di pressione proprio in Atlantico, un minimo che andrà a collocarsi proprio nelle aree diciamo più basse dell'Atlantico, ma che questo minimo difficilmente, poi lo vedremo anche nei giorni successivi, interagirà con l'Italia, se non localmente si tratterà di coinvolgere i settori più meridionali della nostra penisola. Quindi, usando il condizionale d'obbligo, essendo una tendenza, diciamo che il nord Italia dovrebbe essere risparmiato da sostanziali cambiamenti di natura meteorologica, quindi una persistenza di tempo assolutamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento pomeridiano sempre a carattere medio-alto, anche se diciamo tenderà ad intensificarsi leggermente l'umidità relativa nei bassi strati, tant'è che tra mercoledì e appunto la giornata di giovedì sarà maggiore anche il rischio di foschie nebbie o locali nubi basse nelle ore più fredde proprio in pianura e in qualche fondovalle prealpino solitamente più umido, come potrebbe risultare la Valbelluna ed il Feltrino. Per quanto riguarda le temperature, non subiranno variazioni degne di nota. Ancora un flusso dai quadranti meridionali in quota debole al più moderato, quindi da sud-sud-est questa ventilazione tenderà un po' a ruotare a sud-ovest, mentre per quanto riguarda i settori di pianura avremo un andamento irregolare con un'entità anche a regime di brezza nelle valli come anche sulla costa. Per quanto riguarda la situazione meteorologica abbiamo concluso. Prima di salutarvi diamo anche la situazione per quanto riguarda il tramonto, che vediamo ancora una volta esteso anche alle mie spalle, che testimonia proprio quello che è avvenuto questa sera in qualità di Quero in diciamo visibilità al monte Fontana Secca, che è appunto molto ritraente in questa immagine. Ricordiamo che gli appuntamenti settimanali che avremo modo di vivere assieme saranno appunto ogni lunedì sera alle 20:45. Negli studi di Valdo TV avremo questo approfondimento di natura meteorologica. Potrete comunque seguire questi piccoli interventi settimanali anche in differita. Ricordiamo a tutti voi
che c'è appunto la possibilità di interagire direttamente o indirettamente con noi e quindi di formularci anche degli interrogativi sempre di natura meteorologica che avremo modo anche di poter rispondere in diretta o comunque anche in differita a seconda appunto degli interrogativi che ci porrete. Detto questo, da Riccardo Mazzocco, appartenente all'associazione Meteo in Veneto, è davvero tutto. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Arrivederci.